Per tirare, che menare la tiro e la tiro alla ruota. E alla ruota la metti a porta. Non mi dico di cosa, facendo 1 chilometro le che le ho rossegate. E poi le rotudano. Le metti alla ruota e di quelle cose andavo le facevo capisciare. Io avevo le giù, e avevo quel giù sul capo tutta la giornata. Era raro che li digiunissi, che raggiungo come jamais. Ah no, quand andiamo al bosco, aquí con l'anneito, con la premiazione, mangiamo un po', sì. Tornavo nel Natale, che avevo lavorato. Le scale sempre prene, le scale pastuccio marmenà, le scale pasturali, e poi le stivole si allargavano. Quindi così metti 2 o 3 parelli. E poi si montavano un'ebre di 2 metri cubi, un per le viole al piatto, le tiro, ma pas tutti. 2 metri cubi, sì. Avevo che facevo un 3, a Piccausella all'epoca avevo che facevo con 20 metri cubi. 20 metri cubi facevo, me le scupavano. Che erano le piccaire, quelle che sto mesca, che le capicciussi in direzione di un tiro. Che poi per le virare nei boschi. Di la tiro poi virare. Prendendo tutti per capicciu, perché ancora erano rari. Lievo, per capicciu se lievo. E piantavano le croc. E le che le ho piantate perché l'ebra aveva un senso. Che la cadena si trova spai di giù. Le croc piantavano qui. E signavo che ne staccavano da re. Avevano un cadeno corto, e staccavano un da re. Quando descendió, per retenere l'auto. Non mi ricordo pas che descendió, perché quando ero ampento, che era un cimmuol, si fotteva pas spesso. A cada cadeno hi havia un rodador. L'ebre di quelle cose ampento, l'ebre rodavo, ma i violi non riscavano per res. Era un treball, si che lo conevi.